Solo 59 candidati su 154 posti messi a concorso. La medicina di emergenza-urgenza fatica a trovare persone da formare, con la conseguenza che il ricorso a personale esterno per il pronto soccorso sia quasi un passaggio obbligato. Il dato oggettivo è che medici di pronto soccorso non ce ne sono e pochi vogliono farlo. Dire che mi aspettavo di più vedendo gli ultimi bandi direi proprio di no, e quindi siamo all'ennesima prova che oggi la specialità emergenza-urgenza è una specializzazione non più appetibile, che ci sono dei problemi che devono essere analizzati e risolti a livello nazionale, quindi il carico di lavoro, le responsabilità, i contenziosi, il clima organizzativo e anche il fatto che sappiamo non c'è grande possibilità di carriera all'interno dell'emergenza-urgenza. È chiaro che noi continueremo e quindi Azienda Zero farà dei nuovi bandi proprio perché noi abbiamo l'obbligo di mantenere i livelli essenziali di assistenza e di garantire le prestazioni. Abbiamo anche l'iniziativa che sta dando dei buoni risultati, quella dei 100 euro per i nostri medici che possono scegliere di fare delle prestazioni aggiuntive, e questo insomma è un altro espediente che abbiamo fatto, che molte regioni oggi ci stanno copiando, perché la situazione, lo sapete molto bene, è una situazione nazionale, ma direi forse anche internazionale. Andrebbero rivisti gli stipendi come elemento di appetibilità per questo tipo di specializzazione? Ma io credo che noi dobbiamo fare, lo abbiamo già fatto come Commissione Salute, come Conferenza delle Regioni, abbiamo chiesto un incontro al nuovo Ministro proprio per parlarne, un'analisi a 360 gradi. Sicuramente la componente remunerativa è importante, i nostri medici e il nostro personale sanitario viene pagato meno dei colleghi europei, poi però c'è anche una questione legata ai carichi di lavoro, al clima organizzativo interno, a una ricerca di una qualità di vita migliore e anche le possibilità di carriera. Quindi dobbiamo io credo analizzare proprio a 360 gradi un po' il settore che oggi vede in crisi tutte le professioni che fanno parte del sistema sanitario.